Curare l'epilessia con il laser oggi si può. Per la prima volta in Italia è stato messo a punto dalla neurochirurgia dell'ospedale San Bortolo di Vicenza una metodica all'avanguardia in grado di poter curare le forme più gravi di epilessia attiva o farmacoresistente. Primo paziente a sottoporsi alla nuova metodologia di cura un 50enne di Montebelluna nel Trevigiano, epilettico dall'età di 6 mesi con un focolaio direttogeno nell'area motoria della mano e della sensibilità cutanea. Trattato a gennaio, a distanza di 6 mesi dopo l'intervento con il laser, la sua vita è cambiata. Lui prima aveva queste crisi in cui aveva delle scosse al braccio con formicolii che poi si tramutavano anche in scosse generalizzate, cadute a terra, perdita di coscienza più volte al giorno. Adesso queste cadute a terra più volte al giorno non le ha più e ha solamente ogni tanto delle crisi di formicolio al braccio e alla mano. Un intervento chirurgico che consente di evitare la lobectomia più invasiva e non sempre effettuabile. L'intervento in pratica si basa sul posizionamento di un catetere nell'area del cervello che è responsabile dell'epilessia e nell'eseguire una ablazione, termoablazione, quindi questo catetere scalda perché emette un raggio laser e distrugge un tessuto che è responsabile delle crisi. Il tutto avviene in diretta durante la risonanza magnetica combinata con l'indagine per capire dove e fino a che punto intervenire. Una patologia, quella dell'epilessia, estremamente invalidante. È invalidante in almeno il 30% dei casi. Se lo rapportiamo al Veneto possiamo contare circa 50.000 persone che hanno l'epilessia e quelle che hanno però l'epilessia più invalidante, più farmacoresistente sono quindi circa 15.000. E di queste la metà circa potrebbero effettivamente avvalersi di un intervento chirurgico per guarire dall'epilessia, che vuol dire riprendersi sostanzialmente la propria vita sociale, relazionale, lavorativa, tutto quanto.